Filippesi capitolo 4. L'ultimo consiglio. Frate mio, così caro, aggiutando a desiderata vi poteva renata voda. Voi siete per me un motivo di priezza e autanza. Umanite perché sta unita e radicata, con fermezza rindo Signore. Voglio raccomandare ancora ai vodia e a sintiche, che campassano sempre unite tutte e due rindo volere lo Signore. E voglio dire pure a te, che sei un compagno mio assai caro rindo tutte le fatiche mie, era una mano a loro. Loro hanno combattuto insieme con me per far spandere il Vangelo, insieme con Clemente e all'altri compagni. E i nomi loro stanno già scritti in libro della vita. Campate sempre in da priezza, o Signore è vicino e voi appartenete al Signore. Voi ritornate a volte, campate sempre in da priezza. Potete essere tutto all'altro, avrete tutto l'amore vostro, perché il Signore sta vicino. Non vi pigliate collera. Aiutate invece innanzi a Dio, domandate sempre tutto quello che vi serve a voi e ringraziatelo sempre. E che la pace di Dio, che è assai più rossa, e quando uno si potesse pensare, mantenere il cuore vostro e tutti i pensieri vostri uniti a Gesù Cristo. E per finire, poi, frate miei, pensate sempre a tutto quello che è vero, quello che è buono e quello che è giusto e santo, e rigni essere amato e regnuti a noi, tutto quello che va bene in virtù, e rigni essere lodato. Mettete sempre in pratica tutto quello che avete imparato e che avete avuto. Sentite e vedute rindo a me. E Dio, che ha la pace, e sarà sempre insieme con voi. Ringraziamento ai Filippesi. Ancora un'altra volta vi ho aiutato, non a parole, ma con fatti. Mi sono ricreato assai come se fosse stato un reale venuto a rendere mano al Signore. È vero che avete sempre pigliato cura di me, ma insieme a me mi era mancata che l'occasione buona per me la dimostrare. Non vi dico questo perché mo mi trovo in da pezzanteria, perché ho imparato buona a bastare a me stesso in ogni situazione. Io saccio essere un paziente e saccio pure essere chi ne bene, ma ho imparato a campare in ogni situazione, a essere sazi e a tenere fame, a mi trovare in da razza e a sopportare la miseria. Sono capace di pigliare piede ogni situazione, perché è Cristo che mi dà la forza. Avete fatto buono a mi dimostrare tutto l'amore vostro in da chi sono stato, a dove mi trovo. Voi Filippesi ho sapete buono quando eravate a Macedonia e cominciai a far spandere il Vangelo in dalla di pizza. Solo voi e nessuna da chiesa vi siete fatto compagni miei in de guaragne, in de perdenza. Pure in da città di Tessalonica mi avete mandato più una volta tutto quello che mi serviva. È chiaro che io non voglio lasciare reale a voi, voglio lasciare solo che tutti quei frutti potessero tornare a profitto vostro. Mo che Epafrodito mi ha portato tutto quello che voi mi avete mandato, non mi serve più niente. Anzi, tengo pure più quello che mi serviva. Oriale vostro è un'offerta sempre assai preziosa e come un profumo e un sacrificio che Dio accetta, con piacere. Chi lo dica e suo servente regnerai tutti quelli bene che vi serviranno per mezzo di Gesù Cristo e farà via parte a tutta la roglia sua, innanzi a Dio, che è il Padre nostro, potesse sta tutta la roglia per sempre. Amen. Salute e benedizione. Salutatemi rindo a nome di Cristo, a uno, tutte le frate vostre a chiesa. Mandane saluto pure tutte le frate che stanno insieme con me. Specie tutte quelle che stanno faticando rindo a casa di Cesare. A razza del Signore nostro, Gesù Cristo, potesse stare sempre insieme con tutto quanto voi.